RCFM d'Idea Ostra, Giancarlo Marsini. Buongiorno a tutti e a tutti, è contento di ritrovarvi in Londra e a frequenza Mora. Un saluto di noi a quelli che ci vedono a domenica in Biastella. Allora ci ritroviamo di Idea Ostra, oggi è consacrato, ne abbiamo parlato qui a poco, a Gida di Ostia. Prima comunque di salutare la presenza di Justin Pagnigiani e di Ugo Piedri alla tecnica. Giulio Nigoli che vi aspetta, se volete sicuro partecipa all'emissione, basta comporre o 04 95 38 28 28 e poi salutiamo di noi Squadri Basta Prod e Nicola Di Giacomi che si occupa di regia. I nostri invitati oggi sono due per ora, avremo più tardi una terza persona. Prima c'è dunque Batti Rafali e Pierluigi Alessandri, già tra Mindù e Bisalude, vi ringrazio di essere qui con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, all'inizio c'è radio su Bosso e così di l'idea che abbiamo di fare l'emissione in Girabastia, c'è su Dravaio maggiore, importante, principiato su quasi più di 20 anni, ne ma parla l'almanacolo di Agida di Ostia che faccio alla televisione a per quelli che ci stanno assente. Domandiamo di noi forse testimonianze a quelli che vogliono partecipare, ma prima di tutto allora Pierluigi che si è in casa vostra qui, batti di noi non è mica troppo lontano, so i vostri luoghi qui, siamo in terreno, in terreno. Siamo nel nostro giardino. Esattamente. Allora, l'idea di fare l'almanacolo non t'ha bastia, guarda che l'ha avuto e come si è fatto il suo lavoro questi tanto? Allora, ce n'è che hanno a beura dell'anno 1000 e abbiamo a beura dell'anno 2000. L'anno 2000, yeah. E quando abbiamo lanciato l'idea, Pierluigi con Germana e con altri, Carlo Castellani, abbiamo detto giurerebbe a mettere non bianco e cose che noi abbiamo perché cominciamo tutti ad avere una certa età e forse che potremmo trasmettere alle giovani generazioni tutti questi proverbi, questi avvenimenti che ci sono stati in Bastia, i personaggi. E l'idea di fare un almanacolo, giusto appunto, giorno a giorno, questi... Perché lo spirito dell'almanacco è un quotidiano che è attraversato per la grande storia. E il quotidiano, a miglior maniera per noi, era di raccontarla giorno dopo giorno. Allora abbiamo ritrovato numerosi primi e nadio, numerosi secondi. E aperto e gantere di nostra memoria. E soprattutto. E poi dopo, come forse che tutte e due, e anche Germana e tutti quelli che hanno scritto, forse che ne avevamo un po' di memoria, abbiamo cercato di fare su documento, ma il lavoro è stato enorme. Abbiamo messo 6 anni per farlo. Penso che l'idea è nata in l'98 e dove è stata realizzata in radio sotto avevamo il suo libro Gusti 6 anni dopo. Allora c'è stato quantunque una squadra importante che si adunia regolarmente con Batti Rafali qui in Cittadella a casa, quindi c'è un patrimonio, dice c'è la ramita i nobili 12 c'è la di che Batti tanto di raggiunto mere e dunque aveva un buon mezzi per poter fare andare questo progetto, ma diremmo come nel romanzo di Le Cid, noi partimmo 500 e poi dopo ci siamo ritrovati una squadra quantunque assai ristretta per finire il lavoro, ma la visione che ha durato quantunque un po' di anni, ho Batti. Ha durato fino al 2004 e quando è stato stampato l'anno dopo, 2005 e nel 2006 abbiamo avuto il premio di un libro corso. Allora, giusto appunto, si due ostiaci, vi posso presentare così? Sì, siamo ostiaci e fieri di essere. A mio penso. Allora, contateci appena l'idea, ora che il libro è uscito, è sperduto, disgraziatamente non ce n'è più, ma forse speriamo che Mulegno che sarà un giorno reeditato. Ritrovate a vostra Ostia, giusto appunto, Gusti attraverso tutte queste pagine, Gusti? Bella sicura perché siamo quantunque una parte di sto libro, perché c'è stata collaborazione assai gente che hanno collaborato, dunque bella sicura ritroviamo la nostra Ostia perché c'è
un po' di nostra costruzione, ma l'idea luminosa di Battirafalli era di che la tradizione popolare di Ostia, che è per una gran parte una tradizione orale, non si perde mica. E dunque è stampato un po' a memoria di Ostia per permettere questa tradizione di Ostia, che non è solo la tradizione di Isalotti, di Aiantevà, di Urghesi, ma di tutto cosa è fatta a Ostia, tanto tradizione di pescatori, tradizione marittima, tradizione religiose, montagnola, perché Bastia ha una parte di montagna perché c'erano i giardini, non si perde mica. E qui abbiamo giocato all'iniziativa di Battirafalli. Il y a eu la Giudice Roa in un libro Jojo Ascimia, Pedrito Maestracci e Moro Giaffari. Ecco. Sono tre perché forse mica tutto ognuno di quelli che ci stanno assente sanno quali sono tutti questi personaggi, ma sono rappresentativi, come Boigi ha giusto appunto di un quotidiano di un mercato, questa persona che era un po' particolare, un scarso a Magagna di Ostia, l'uomo politico, quello che faceva affiche scritte in latino, e dopo un grande avvocato che è stato Moreau, e tutte queste persone portano un punto anche la storia di Agida. È stata detta appena da Berlui, su Arso Montagnolo, su Bossui Concardo, e lui, bon, non è mica a Gumuna di Ostia, ma bon, di Gircondo Ostia. A Toccadocca. La tradizione di Ostia è di uso Gircondo. Perché giusto appunto si parla di Evile, di Guaidela, di Gardo. Unicamente erano i giardini su, verso Gardo, o c'era un'altra attività, o erano i Ostiaci che cullavano piuttosto le strade appena ivresco. Allora, negli anziani piani si vede che c'è scritto orti, ci sono dunque se biane, se vasce che sono piantate, cioè pensa che fuori di Agidadella è un piano di 1555 un deluge scritto orti da mandorli. E poi quando hanno cominciato la costruzione di un cammin di Varo e di a gara di Ostia, ma ricordate di l'epoca giusto per si due appena. Allora in diremo il cammin di Varo è stato la prima linea tra Bastia e Corti dell'anno 1880, 81, 82, e dunque in 1881 quando la gara è in costruzione c'è un giornalista, un Anto Petit Bastier, che scrive che hanno distrutto per la costruzione di Agara 40 ettari di giardini. Dunque era importante in questo circondo sottabile, sottanco ai gaseretti, so che diciamo oggi è la Valle du Fondo. La Valle du Fondo. I giardini Garbucci. I ultimi erano a Vamia Oliva. Erano orti da Vamia Oliva. I ultimi gusti erano Oliva, erano quelli che facevano i gari, mica per Carnevale, per Santa Zitta. Che era padrona di giuristi e dei giardinai. Allora, ma sta sento una prima canzone e poi invito di noi se legge uno parecchio astiaci che ci stanno a sente e che si vogliono qualcosa testimoniare non ta sagità di Ostia. Noi di sicuro abbiamo parlato torna e durante tutta l'emissione di l'almanacro Traisione di Ostia e di uso Gircondo. Intanto vi propongo una canzone a Bastiac, cantata all'epoca, insomma, ben era all'alboro, cioè forse a trovare conferma, Sissi Palandri e il gruppo L'Albino e il gruppo Abrio, questa canzone, il campanile di San Giovanni. No è vinterro, quante gente non si può passare, e vi chiamano le pisciai, oh signore veniti a comprare, sarà delle vive, ti senta trombetta di la qua di Montserrat, sotto campanile.
campanili di Pasqua, Sao Porto a San Lisè, le cantine, i canistrozzi, no mercati bei, le strette sono gnocche, ci giocano a gnocche, tanto mercato, chi giugno vicino al mare, è più grande un bucare di San Giovanni. A sera luce di luna, con quella ora venida fatta, chi dà mandolina, un serenato poi di ascolta. Oh, quanta allegria, basta con te sola, pure i vecchi di sera, sono campanile di San Giovanni. Ostia con te sola un furietto di scheda, sono campanile di San Au campanile Isandioa, t'as inscrita da Anare, là, donc... Soprannominato Artigliocco. Ah bon? Artigliocco? Yeah. Perché era... Non so mica. Non si sa. Non so mica. Anare, le gasobiazza qui, on è sotto, in Cittadella, sicuro. Per voi, prima faccio un mando a battire a fare, a periodo io ho che vi piace più una storia, che la sia storia più lontana o quella più recente? Ce n'è una in particolare o mica? E un po' d'egoismo perché a periodo che ci piace più è quello della nostra zidellina, gli acquisti che abbiamo imparato a fare di nostri babbi, di nostri cari, e un po' se andate 50 e 60 che noi trasmettiamo in questo libro con informazioni che sono giunte dei nostri parenti e dei nostri antenati, che elli ci parlavano di avvine del XIX e dei principi del XX secolo. Oltre quartiere, oltre periodo. Bella sicura, sono nate sempre di nostra zidellina e di nostra gioventù, perché siamo fatti questo almanacco e che ci siamo ricordati di cos'era sta zidellina e io che bastia dando Oltre quartiere, quale era? io sono du Bortonou. Ah, mica dici da dire? No, du Bortonou. Le Gabanelle. Le Gabanelle. C'è Rue de Capanelle. No, le Gabanelle. Le Gabanelle era a Barocchia di Gabanelle, non si diceva mica Notre Dame de Lourdes, diceva a Barocchia di Gabanelle. Dunque, sta zidellina, e quando lui entrava al mercato, dando perché il mercato c'era tutti i giorni, c'era sto profumo di i bomboloni fatti da bombolè che io so anche in facciameria. E chi sono i bomboloni? I bomboloni sono specie di frittelle un po' grandi che lui si faceva da Yolanda Bombolè, Pelletti si chiamava, ma soprannominata Yolanda Bombolè, e qui tutti questi profumi, tutte queste espressioni che noi sentiamo, tutte queste ente di Françoise che portava le di gaso, non toccavo. Françoise, magnifico. E che diceva en cachette l'amour et la fête, mi stighi, mi stenghette, une poupée, il faut toujours la contenter, jamais la contrarier. Ecco cosa sentiamo dando, cosa sentiamo di Ostia, e io che ero Bortonou, vidi a sfilare tutte le mattine, Nanta, l'atelier di Ugersulaio a Wazeri, tutti sti burtori, tutti sti gamalli che venivano ogni mattina dopo l'arrivata di Uatelli, fa un lancio di Evalige che avevano portato. Ecco
cosa è un nostro stia di dando e di a scuola non tu abbia Santo Nicolà per me. Io l'avete conosciuta a scuola non ti abbia. E voilà, dunque di un periodo di nostra zidellina e di nostra gioventù. I rapporti, perché spesso si sente che quelli di mercato, con quelli di Dereno, quelli di Oportuno, come erano i rapporti tra i guerrieri e noi tempi? I tempi di vostra zidellina, voi? Erano in certe periodi che forse che i vulgari appena più complicati ancora erano desi sti rapporti. Erano desi, d'accordo. Allora quando si giocava a ballò o quando lui era i vulgari c'era un po' di Micadilli che ma di Aruffe di Aruffe che aveva paura perché quando qualcuno un sidello di Portunò era liberato era riconosciuto in cittadella diceva questo è di Portunò via una pedrata allora noi diciamo qui è Benedindio e quando noi parlavamo in Dio ci li abbiamo ci li mette garzette anche per andare a un boulevard tanta traversa. Allora qui possiamo stare studi come noi eravamo in casa. E tra dimettiamo il terreno a Gidadella, non so se dice che sono due guerrieri si doccano, i rapporti erano meglio? Erano meglio, ma c'è subito c'è piccole frontiere, per esempio Gimbalo. O Gimbalo, l'octroi anche li diamo, no, l'octroi è più lontano. Dell'alto, Gimbalo era dell'alto. Tanto si entra in San Disè e i santisipani avevano un spirito che era sferente di quello di Agidadella e quelli che vivevano in tramese muraglie era un'altra maniera di funzionare che quelli che erano in Piazza d'A e nei Gerugli Sumerà o Campanari. Allora, Bastia e l'Italia, perché conto che Bastia e l'Italia non si può mica passare accanto sul soggetto. Allora, chi ci può dire per lui? Perché Bastia è veramente una città italiana. Io sono nato dunque a Gabanella, a Bortunò, all'avenue Emile Sario, e Bortunò era chiamato, il Geruglio di Bortunò era chiamato il piccolo Livorno, perché gli italiani che venivano alla fine del XIX secolo e poi ai primi del XX si installavano parecchi a Bortunò e d'altronde c'era questo quartiere un'epoca di cantine, un'epoca d'osterie che danno a mangiare agli ouvrieri che erano venuti da famiglie che avevano emigrati d'Italia. Dunque, e poi c'era questo legame. Sapete che, per esempio, alla fine del XIX secolo i trasporti marittimi tra Bastia e Livorno ce n'era qualche volta 2 ore al giorno, 2 o 3 battaglie al giorno. Più cavà. Dopo c'è stato astanciato a metà del XX secolo e si è ripigliato verso l'anno 65-68 in cui ha rimessa in opera di con Pascal Lotta eccetera. C'è il proverbio Ovvio Mobo comincia a San Disè e Livorno comincia a Gabanelle. Allora, ma abbiamo una telefonata con Germana De Zerbe che di Noel ha partecipato assai a Salmanagolo. Germana, buongiorno. Salute, buongiorno. Mi sentiamo male, Germana. Portanto siete mica lontana, siete a 2 passi. Mi sentite bene? Io benissimo, sono vicino a voi, mi sono messa... Allora vi sentiamo meglio. Vi sentiamo meglio. Allora, c'era un modello. No, un po' già di più, allora è chiaro. E giusto appunto, in qualche parole, già la vostra partecipazione nell'almanagro, voi che ci ridete dopo con il tempo che è appena passato di questa esperienza questi, di studiare in comune con tutte queste saianze questi? La giudica capita questa domanda e io cosa ritengo? Oui, so che vorrei dire di suo lavoro qualche anno buon.
un punto di vista di femmina bastiace e mica di maschio che direbbe non era mica la stessa lei, i maschi e femmine, i maschi erano di più in Cherugli e femmine erano di più in casa, appena più strinte in tutti i casi in me e dunque cosa l'idea contano l'idea di magnifico e io che sono giunta appena più tardi grande unica alla stessa percezione popolare di Bastia e io ritengo che mi sono campata con elli tutti erano parenti a scoprire come l'hanno detto al principio, tutta scienza, tutti questi personaggi, tutte queste rubriche che ne abbiamo fatto a Cugina, i yogi, l'ambiente e la geli. Dunque è una Bibbia sta almanacco e cosa ritengo? Allora, a maniera di parla, vuoi dire qualcosa? Dell'edizione accresciuta e Germana ha parlato di Bastia nata da Decanoa e di un lavoro che è magnifico e che racconta la storia di questa Bastia intramurosa. Perché Germana sta in sa casa in cittadella da Zerbe da poi che è stata grado dunque sono 5 secoli che c'è la stessa famiglia da poi 500 anni dunque voglio avere vostro barè di noi a Pierre-Louis e a Batti non ta maniera di parlare a Bastia prima Germana poi si è incapacità di analizzare tutto che mi può dire non sa parlare Bastia, si particolarismi. Io non faccio mica è una domanda che mi frastona e faccio spesso ai bastiaci, ma ditemi a differenza di parlare tra il terreno e un mercato, misura sa più dirmi che c'è un accento differente. No, mica non agita piuttosto paragonando o bastiaci non so, a maniera di parlare balagnina, di Gastagniccia, sa maniera di droncare parole, da cortare. No, ho parlato a Stiasso è influenzato da un parlato italiano e giustamente ho fatto di bene certi zoni di consulenti di dia donna o quella do e mica quella onna c'è una grossa differenza di trattamento di consulenti di tutto dunque sono veramente per la rete appena abituati sono veramente due maniere di parlare differenti, quelle di Castagniccia, Gabigosto parla di noi a una congiugazione di noi che è differente, dunque io diceria Bastia come è stato influenzato sia da Cugina sia in Lusi è stato influenzato dall'immigrazione italiana che la così l'immigrazione popolare o l'immigrazione di famiglie di mercanti arricchiti che dovevano andare a Bastia no Bastia avevamo un aerodromo avevamo un'impronta più italiana che il resto dell'isola. Nigeria, come lo diceva bien lui, no? Che Bastia come sono Livorno. E c'è Germana un'influenza anche di un livornese non to astiaccio. Esiste un dizionario Livorno sono cascato perché noi ci ne ridiamo quando i vecchi parlavano un francese che dicevano le barcon, le carcule, ciò che sapeva che in Livorno L non si pronuncia mica. Diventa mica Silvio Berlusconi dicono Silvio.
Ma aspetta, non è mica da entrare, perché sarebbe troppo fastidioso, forse perché li sentono in dei particolari linguistici. Questa tutta a Gorska, dei miei voci si dice è alto, o corpo, a orpe, non si dice mica orpe, è alto e golpo. Ma voglio dire, un merca, Mezzornemme, Montepia, tutto quelli che sono particolarissimi, a tagliatura e barone questa è bastiato, ma corti di nu tagliavo, Ah, bon? Anche corti d'Italia. Dunque, sapete, dopo ogni regione c'è l'influenza non siamo mica luoghi chiusi comunque, malgrado le montagne e poi c'era sei paesani che stavano in Bastia quanto ma parlare perché è interessante questa doppia identità giusto appunto che ne avevamo tutti infatti forse ognuno ha la sua storia ma è vero che siamo a tempo già noi altri penso che forse voi noi Pierluigi avete io da Berte Dumoabu sono casinchese io da parte della mamma sono Buzinc batti appena d'Orezza all'origine assai lontana donc questa doppia identità come ha busso presentato Pierluigi Montagnola Bastiaccia manco io un particolarismo che si ritrova fino a Iaccio in una realtà di agorsica di un fatto che a montagni scontressi a Marina e a Marina parecchie volte scontra a montagna e montagnolo di un fatto corso dice radio ma per Bastia l'ha scritta in Cherchilogo guarda un mare un gira mica spina a montagna ma Bastia guarda un mare uso aspetto specifico per me e poi Bastia un po' mica un vede mica l'Italia un fusi che con l'isole che là tutto il giorno dall'occhio un fusi che qui non ci possiamo mica scordare che noi siamo a qualche chilometro di sponde italiane certi italiani non sanno mica dove si trovano esattamente le isole dell'arcipelago toscano e allora che noi di un nostro orizzonte ci appartengono a noi. Allora, so che vi propongo, chiaramente se vede appena i tempi, se vuoi stare con noi al telefono con piacere, bidenimo. Intanto mi metto una canzone, ma sta sente Doria e Gianfrancesco Mattei che hanno cantato, questa canzone all'origine è cantata dal gruppo Diana e l'Alba e con Yogi. Balleremo a guerra in corti la scuola sulla di una stonda con gli scusa gli scuri e lo profumo lungo di sta risa che sbola sarà d'inchiostro amaro o di confittura spesso l'estatina infiara l'aria piena da stiarisci divisi nostro occhi ingridati e tutti i segreti spretto di opugena giunta le dola preso pace in più arati milli lumi argento in ramo e di mare i li vapori strani di la mozzi dell'ina un firma a più nimo era notte mi pare eppure la tua voce era così vicina balleremo a guerra in corti la scuola sulla di una stola con gli scusa gli scuri e lo profumo lungo di sta risa che sbola sarà d'inchiostro amaro o di confittura e poi veni un tempo più nu e più segreto paralito ci di sulle consomme che c'han bottali sensi e il cuore più cheto bruciando per le strade uano di rie memoria vagabonda immensa e fantina in pantaloni domani assenti rudo fiato che ormai tu ricordi so che polverina uvo viso giorni ma di già consumato balleremo a guerra in corti la scuola sulla
di una stonda con gli scusa gli scuri e lo profumo lungo di sta risa che sbola sarà di inchiostro amaro o di confittura milli rimoriati come tante preghiere e gli sapori vani di ciò che non fu fatto firmavano i tuoi a di che tu non c'eri e tutti sti piaceri che un taglio puntato mille rimedi ricade per di altre moce codi tenia caro ma la misi so per si di siano concessi sta dare una croce e come testamento poco questi versi balleremo a guerra in corti la scuola soldati d'una stonda con gli scusa gli scuri e lo profumo lungo di sta risa che spola sarà di inchiostro amaro o di confittura balleremo a guerra in corti la scuola soldati d'una stonda con gli scusa gli scuri e lo profumo lungo di sta risa che spola sera d'inchiostro amaro o di confittura. Yogi, Doria Usse e Gianfrancesco Mattei, Pierluigi Alessandri, Batti Raffaele con noi per parlare di Ostia e del suo libro di l'Almanac Traisione Ui a Ostia e di Osogicone e poi noi a fortuna aveva per telefono di Ermana De Zerbi ne approfitto di Ermana giusto appunto per domandarvi a chi è lavorato in noi non è gase se magnifiche gase bastiace che ci può dire non so che l'hanno in particolare se gas che ci può dire in qualche parola di sicuro no, di particolare non da di speciale perché come dice a lingua siamo come dice l'italiano in l'area d'attrazione dell'Italia e poi il lavoro è sempre segreto che sono dei giorni che non ci lavoriamo quindi ho che compie ha detto perché tu sei 7 anni per l'Almanac dopo 7 anni per i Geruti di Ostia con il famoso gruppo di Asinaledia e aveva dei anni con il gas no così di non ci campiamo facciamo a campagna siamo principiati dai Geruti antichi dunque a costruzione un altro originario di Ostia terreno dove abbiamo fatto a Gullina Baladi Sandizè e siamo stati poco a poco gesuiti Sant'Angeli e abbiamo fatto le case da traversa e siamo abbiamo fatto governamento San Giovanni e siamo all'ultimo quartiere Santo Nicola in Bastia c'è mica Santo Nicola mica San Nicola come lo dice Filippini non era mica Bastia ma Santo Nicola in Bastia no cosa potremmo dire cosa sarà interessante nel nostro libro sarà quando noi e parleremo di giustamente l'urbanizzazione di Agida come la comincia con il primo nocciolo e poi dopo si vedono le case di XVII, di XVII, di XVIII, siamo al XIX che case da piazza e si vede Agida che si stende e io così senza che ne abbiamo ancora un nostro brevaggio un nostro studio generale per avere facciamo casa per casa e quelli che hanno un interesse storico o architetturale e ne abbiamo a descrizione cose magnifiche e come per la lingua mi ripeto come non l'influenza italiana se voi vedete attraverso e a piazza sono tutte fatte dagli architetti e gli impresari toscani al XIX, tutti i nomi Maroni, Tammo, Nardini, grandi impresari e grandi architetti, Annoletti, dunque veramente una agita nuova italiana e agita vecchia e la genuese, dunque è una storia magnifica di vedere tutti questi
si stradi che uno non t'all'altro e agita chi poco a poco si stende, è un film magnifico. Alors, un'ultima domanda e poi dopo vai a lasciare Roberto e poi vi ringraziamo di aver partecipato. A voi, Oierma, in 3 parole, da déjà vostra definizione di Ostia. So che è difficile, ma... In 3 parole... in 2 virari, non so, ma... E io diceria così, senza averci riflettuto mai, diceria un miracolo di Bastia e parlava prima di doppia identità, di authenticità di Bastia, questo bene, questo detti, questo detti locali, le carriere di Casevecchie, di Brondo, dove si un locale e poi cosa hanno di dire l'influenza italiana, genuese prima, che erano gli antichi e dopo a Toscana un parlo mica di case di dopo la guerra di queste non hanno mica tanto carattere, diceria una città che è riuscita a sintesi tra Corsica e l'Italia, un matrimonio perfetto tra Corsica e l'Italia. Ringraziamo German per la vostra partecipazione. Mi dispiace non poter bene. Ma je di ora ne avremo altro nella Bastia, soprattutto nel lavoro quando lo sarà finito, che escerà, ne riparleremo con piacere. Ce la dico dunque che, malgrado ciò, Germana ha lavorato per l'almanacco non ta egase e c'è non l'almanacco nei pochi di palazzi che hanno un nome a casa da me, a casa Galvi, ecco, c'è stato già questo lavoro che è stato fatto per l'almanacco. C'è la garanzia in più di Garaffa e di Galeazzini, quelle è più conosciute. Ma è vero che ci ne di noi, un'epoca d'arte. Tutto quello trovato un libro. In almanacco è tutto prefigurato, tutto annunziato. Ce l'ho andato più lontano. Ecco. E poi dopo ha fatto anche tutte le correzioni quando abbiamo scritto in lingua corsa. Perché è una specialista e è una maestra e ci fece le correzioni, ci attaccava ancora quando ci sbagliavamo. Germana, ringraziabile. Mi dispiace, non sei mica con voi. Sarà con piacere. Ma Gesù degli stesso. Ringraziabile, piacere. Parliamo di allora, so come si potrebbe in corso la devise. La divisa. Un modo astiano. Allora, chi si vorrebbe? Allora, l'almanacco che usò il libro per avoir che aumenta una divisa che non si conosceva mica. Admettiamo Calvi, sei sempre fedele. Ecco, allora, sto ridro di radio è stato fatto da un professore di storia, Hubert Lanciani, e un professore di francese, Marité Bernacchi. Hubert Lanciani ci l'aveva conta, l'aveva trovato la russa, grande la russa di XIX secolo, e la divisa di Bastia nel difficile. Non un è difficile per Bastia. Rien d'impossibile. Rien d'impossibile. A Bastia rien d'impossibile. E dunque Hubert Lanciani e Marité Bernacchi ci avevano informato giustamente di sta divisa e l'abbiamo messa non la seconda parte, a terza edizione, l'ultima edizione di l'almanacco, e giustamente Germana ha aggiustato un'epoca di caratteristiche storiche, non sta divisi, ma quantunque a felicità questi due professori, Hubert Lanciani e Marité Bernacchi, di ci avere diciamo fatto risorgere a divisa di Bastia, che è una bella divisa. Allora, di sicuro. Sta appena dicendo in scrittura letteratura, hai descritto in assai Battirafali nanta Figagliola, nanta Bastia, i detti Bastia, e poi nanta un vecchio mestiere sparito, non so se è sparito oggi, se non esiste più, un mestiere io lavato.
un mistero esiste sempre, perché ci vorrà sempre arriverà E e Varcelle e i Wattelli. Io ho avuto l'idea, quando ho guardato una vecchia carta postale di Ostia e dove ci porto. Dunque, il campanile San Giovanni, Montesa canzone era già scritta, a mezzo mare c'erano i bastimenti, questa era già scritta, e c'era una parcella piettata da un tendone. E ho avuto l'agio di parlare di una persona che non si vede mica, che è piettata da un tendone e che lavora e che ribara e Varcelle. E Varcelle mettevano verso la Mazzadò. C'era una mazzatoio di un luogo nanta o Ciuborto, chiamiamolo che sud, e questi lavoravano una mattina da o tendone e dopo mezz'ora possiamo lavorare normalmente che l'ombra era fatta per le grandi case sopra Chinesi, un tetto. E questi dunque l'ultimo è stato Peppino o Galavado, che era nato in un'isola che è a largo di Napoli, credo che si chiama Ponza. Il Ponza. E quando ho cominciato a scrivere canzoni, che a me mi piace anche un po' la musica, ho pensato ai rumori di un martello, di un ritmo di un Garavado, perché quando si picchia una varcella c'è come un tamburo, risuona che a forma stessa della varcella pare uno strumento. D'altronde questa canzone è stata cantata da Mai Pesce. Scritta per Mai Pesce, e dunque avevo la possibilità io, posto che pensavo di le origini dell'Italia profonda, ho detto a Baranzella, che è un battello di pesca, mi permette di fare rima con una tarantella. Ecco, questi rumori che noi sentiamo quando andiamo a Ciuborto. Pierre è come me, le drigaisanti ed è così che abbiamo scritto questa canzone. Ci puoi vedere ti piace? Allora, a Varcella e di non te ulivo. Facevete uso fianco lacerato e abbandonata a soffrire qui sotto alla Mazzadò. Ma per rimettere in stato, sapere che non ce n'è che uno, di ueccio calavato, quello che sta verso un mugliò. Di riverà o vasciame con legno tagliato a luna e con le strisce di ramo consolerà a verita. Questo samanto sape fa e un poco di fortuna con la bece e a stoppa e con la verca guerrita. I giochi di Busomaglio ribombano come un canto, un mistero lamparato in cui ziantò e prosegue a sua arte diventato una passione, picchia come un tamburino che cadenza processione. Vede lagune marine, seguita una striscinella, pescatori in antescoglie li presentano l'onore e la viera pare noa, esibia guionella, ritrova uso di reno, so finiti i suoi dolori. Gira verso la fortezza, che dio più bellulato, uento porta una voce che gli parla con dolcezza, se hai tornano bene, di grazie al tuo passato, devi sempre tenermente un maestro calavato. I giochi di Busomaglio ci danno una brama di Wallà, Bancalaro marinaro si mette tanto a cantare, picchia calavato che salvia Baranzella e all'ombra du dendone lisogna tarantella. Ecco, dunque Baranzella, tarantella e suo ritmo e questa canzone assai conosciuta cantata da Mai Pesce. Allez, Simon Sam, d'idea vostra consagrato oggi a Bastiglia, ne parliamo con i nostri invitati, Pierluigi Alessandri, Batti Rafali, mi sono assai aiutato da Odrawaio che l'hanno fatto, mica solo lui, ma d'altri non con lui, ma l'almanach, Tradizione viva di Bastiglia e di uso circondo. Allora, ho già ricevuto un messaggio per avoir, non c'è più maniera di trovare su di Pugosti, dispiace, forse l'ampiamo una diama a quelli che forse a Bueranova un giorno, io penso che ogni bastiaccio deve avere sa Bibbia, dicerebbe un casa sua. Giusto appunto, è tradizione, Pierluigi Batti. Allora, tradizione come dappertutto religiosa, già ne abbiamo parlato, ma dopo parleremo di tradizione più rivendicative, sociale. Allora, prima è tradizione religiosa, Santa Maria, San Carlo, San Giovanni, tutto, San Giuseppe. E l'annata cominciava con San Giuseppe, Di marzo dunque. Di marzo, dopo Pasqua c'erano le benedizioni delle case,
noi vertiamo i bredini dei bredi a benedice e gase, dopo gira a Zambranca, il 12 maggio, cullavamo a Scala Santa. Che ci conto che è un luogo unico, cioè a Scala Santa gli conto con una particolarità religiosa, perché a Scala Santa si trova a chiesa di Laterano in Roma, e solo in Bastia è stato un privilegio dato da Baba Pio VII per ringraziare i bastiaci di l'accolta che l'hanno fatto ai preti cacciati fuori da Napoleone. E dunque è un privilegio particolare di Bastia sta Scala Santa. Dopo arriviamo a Fugarè di San Giovanni, dopo Santa Maria c'era l'Assunta. Santa Gita in allora, Santa Maria gira a Dimone dell'almanacco prima di Avesta c'era una donna che faceva un giro di Bastia e che domandava l'elemosina per l'Assunta Gloriosa. Passava e diceva per l'Assunta Gloriosa e gente davano un po' di soldi. Allora, c'è da dire che questa statua che è magnifica, che 80 kg d'argento, che è stata piantata all'ospedale militare per la guerra. C'era un canonico da Chiesa che era stato prevenuto per un prete italiano, che c'era un po' su progetto di pigliare statua. E dunque l'hanno nuvolata di notte, l'hanno nuvolata all'ospedale militare che era il convento San Francesco. Quando la guerra è stata finita, è stata regolata e come era in legame dell'ospedale militare, era piuttosto diventato un po' come l'argento non era mica così splendido. E c'era Lillina Graziani che era a guerriaia, c'era quella che dava le guerriere e anche quando andavano in chiesa davano qualcosa per avere la guerriera. Certe guerriere avevano anche un nome. Come noi paesi. E Lillina era un poco, non gli piaceva mica di vedere questa statua così negra, e quando sono andate in chiesa e le l'ha rimandata, tu no, rivenite tu mano dopo tu mano, non mi dirangiate mica, e le rentrasse a cominciare già a pulire la statua. Dico, mi dite mica che sorte dall'ospedale, un po' come se la Madonna era qualcuno di malato, ma che era rientrato in casa. Cercheremo di parlare di Magagno Bastia, ma non vuoi mica passare conto di nostra tradizione sociale, perché Bastia era una città ouvriera, su così, che è sempre stata, come puoi dire lui, i primi movimenti di greve, tutto questo. Di proteste, allora. Di proteste, c'è la ramintà quantunque a protesta organizzata sotto la rivoluzione da Flora Olio a detta a Golunella, che aveva, e c'è stata una protesta violenta per ricusare la nominazione di Monsignor Guasco, che era vescovo costituzionale, e dopo è entrato in casa di Guasco, hanno rotto tutto. Dunque c'è una tradizione di protesta a Bastia. E al XIX secolo, Bertavine del XIX secolo e i primi del XX secolo, si può dire che Bastia è stato un nucleo di protesta operaia. Perché i corsi non c'è mica tradizione proletariana, i corsi sono tutti piccoli proprietari, quelli dell'interno di Agorsica, e con l'arrivata di Gamalli e di Ugamin di Verro. I Gamalli se le doccher, quelli che lasciano. E quelli che lavoravano nel Ugamin di Verro, c'è stato le prime proteste e prime greve, e Bastia dopo è stato un luogo in cui un sindacato dice è nato e ha fiorito, e dunque nell'almanacco demo i nomi di primo maggio, ecco, di quelli che sono stati all'inizio di sta protesta, i primi qualche nome che rimangono così. C'è Pedro Luigi Bucci, c'è il suo fratello Filippo Batti, Micheli, Deganini, Henri Castello, detto Mori, che è stato primo
primo presidente a casa di Louvrieri, eccetera, eccetera. Dunque Bastia, e allora c'è una tradizione religiosa specifica. A Bruges, una delle più belle processioni di Bastia, che tanto diciamo a chiesa di Gabanele a 100 e qualche anni. 1935, insomma, bene. No, 1917. 17. E dunque c'è una tradizione che è nata qui, la tradizione della processione di San Gregore, che era una delle più belle di Bastia, non si faceva più per disgrazia, perché hanno scambiato, i Gerugli hanno scambiato, insomma, come si dice, e quelli che portavano a statua di San Gregore, che San Gregore era piuttosto una tradizione nazionalista, anche le canzoni a San Gregore, l'espérance de la France, eccetera, eccetera. Per San Gregore c'erano sempre bandiere francesi che erano esposte, e erano i gamalli di Uborto di Bastia che portavano per tradizione San Gregore, ed erano tutti comunisti e diremmo tutti ebrei quasi, e portavano a statua, era per tradizione di San Gregore, perché sta chiesa di Bastia costruita quasi in Antoborto, c'è la strada, ma prima di Uborto c'era la chiesa e diciamo Gallo di Uborto si unì a piedi alla chiesa di Gabanele, e dunque sti gamalli hanno pigliato l'iniziativa di portare San Gregore. Dunque era appena sta soggio di un materiale spirituale. Un po' Don Camillo e Peppone. Io ho sempre pensato che Don Camillo udava per Peppone, perché uno portava l'acqua all'astro. Uno senza l'astro un po' mica esiste. Il primo curato di Gabanele, il cannone Leschi, è stato portato quando è morto per i gamalli. Badia ringrazia, Franca, io personalmente mi sono conto, perché so Bastia Ciuino, ma spero che anche quelli che ci hanno seguito oggi e che giusto appunto forse non so manco di Bastia hanno drogo e poi baneranno forse a bere direttamente. Abbiamo tenuto un'ora e mezzo come un maccio sano, e poi si può arrivare in prolungazione senza difficoltà. Donc ringrazia torna a Pierluigi Alessandri, Batti Rafali, veramente su un nome su e l'edizione nuova. E Berghi è di un'anziana io. Ne mica prima di seconda. Ricordiamo quantunque uno che ha lavorato assai con noi negli ultimi tempi, Serena De Mari, che viene dal suo paese di Daio Isolaccio. E a Bora Teresa Mazzoni. Pensiamo a tutte queste persone, a dire ringraziare Ugo, Justin, Nicola, Julie, tutte le persone che Squadri Basta produiscono, che hanno partecipato oggi all'emissione. Lunga e bella strada giurida a Bastia e a resto del mondo, e a trovarci un'altra volta. Ringraziamo. Abideci.